Mi ha colpito una locandina, io tre e il cavallo. Incredibile, questo nome particolare. E stasera ne parliamo con Gemma Locche e Paolo Porcu. Buonasera, Buonasera. Buonasera. carissimi Gemma e Paolo. Ecco, voi siete un duo, ma in effetti siete un trio, ma me lo racconterete Sì. praticamente voi. Ecco, raccontatemi un attimino quali sono le vostre origini artistiche. Ecco. Allora, il gruppo, diciamo che il nostro gruppo, mio e suo, nasce nel 2021 con altre persone, altri artisti. E ciò che, diciamo così, ci accomunava tutti quanti era la passione per il ballo country, ma in realtà poi io sono una figlia dell'arte di strada perché diciamo che da tanti anni seguo il gruppo dei Bowtie Circus, dei quali noi facciamo parte, quindi diciamo che c'è questo connubio già con delle personalità abbastanza influenti nel panorama del circo della Sardegna, che sono questi fantastici ragazzi che vanno in giro a fare In spettacoli. strada, Sì, spettacoli in strada. Devo dire che uniscono quello che è il circo al teatro. bellissimo. Quindi, una forma d'arte, diciamo così, abbastanza particolare, ma anche completa. Completo. Per cui io già seguivo il gruppo, diciamo, forse da una decina d'anni prima, sì, Sì. ecco. E poi, ecco, piano piano questa passione è diventata così forte che mi ha travolto e Vabbè, la mia fusione esatto, c'è stata tra il proprio una country fusione col mondo e country. il mondo country, perché Ecco, lei ha conosciuto il mondo country dopo di me, ecco Paolo, diciamo. tu vieni dal mondo country, ecco, raccontami Sì, i sì. tuoi esordi artistici. Allora, il mio esordio nel mondo country è nato nel 2018, ho iniziato a ballare nel 2018. Poi diciamo che la passione per il ballo mi ha fatto conoscere la mia attuale moglie, Che perché noi ci bello, siamo conosciuti Ci siamo sposati tramite il quest'anno, country sì. bellissimo, guardate e ci cosa fa siamo l'arte. sposati quest'anno, a settembre. Tanti, tanti auguri da parte nostra, del canale Grazie. RCM e dei nostri ascoltatori. Veramente è bellissimo sentire che l'arte poi unisce anche con gli spiriti, ecco, le anime che si uniscono, è Esatto. una cosa meravigliosa. Bene Paolo, quindi mi stavi Poi dicendo... il genio in tutto ciò è mia moglie, cioè Gemma Locche, che Perfetto. scrive e fa tutte le cose lei, scenografie e tutto quanto. È, Quindi è io incredibile. sono, diciamo che sono una spalla. Bene. No, lui è Ok. un comico bravissimo. Ho scoperto che, diciamo, lui ha questa non solo vena comica, ma si ispira, secondo me, a un personaggio fantastico, Sì, che è Franco Franchi, Ah, che e bravo. quindi ha delle movenze, fa delle facce che sono incredibili. E ci siamo resi conto che il pubblico ride davvero tanto, Ecco, e quindi tanto. bisogna andare a vederlo questo spettacolo perché è importante. Ecco, il prossimo spettacolo che avete in programma è il Allora, 14. il 14 sì. dicembre al Teatro Udinì, però è sold out, Ah, quindi quindi non posso esatto, siamo pienissimi, ma il 27 dicembre ci sarà la replica, quindi vi ecco. invitiamo a venire a vederci, davvero ci sarà da ridere, E da vi invito a divertirsi. prenotarlo subito perché sarà sold out a breve anche quello, quindi andate giù in descrizione, qua sotto ci sono i loro link, quindi Grazie. prenotate, prenotate, prenotate perché poi sarà sold out e mi auguro che ne facciate tanti altri perché a furia di fare i sold out ne riempiamo un po' di giornate, questa è la cosa meravigliosa, perché vi devono conoscere, voglio venire anch'io a vedervi, ecco. Devi, Grazie guarda, Maurizio. Maurizio, balliamo, cantiamo, poi c'è Equino, Siete anzi direi completi. che Perché poi diciamo che Equino è il Ecco, protagonista di questo ecco, sì, show. Equino, il nostro cavallo, ecco, anzi direi è qui no, perché non c'è certo. più, è scappato e allora insomma è da lì che parte tutto. Infatti Venite, io ho tre e il cavallo, questa è come si intitola lo spettacolo, ecco, vediamo così la locandina ce l'abbiamo qua a bordo clip, ecco, ma ecco, perché io ho tre e il cavallo?
Perché alla fine siamo sempre in 3, noi 2 più il nostro equino, e questo è il seguito di un altro spettacolo, il Cavallo Ribelle, per cui insomma il personaggio principale è sempre lui, è il nostro tormentone, ecco. Questo dovete venire poi a scoprire che fine abbia fatto, che cosa è successo, insomma, a questo cavallo. Siamo molto molto contenti, speriamo davvero di essere così divertenti, ma siamo fiduciosi che il pubblico poi venga trascinato da tutta una serie di gag che vengono proposte all'interno dello spettacolo. Che dire, Maurizio, siamo molto emozionati per questa prima. Certo. Non vediamo l'ora naturalmente di fare anche la replica, felicissimi che sia pieno, che sia sold out. Abbiamo anche un piccolo fan club che ci segue, sì, fan che club davvero, familiare ovviamente, No, vi seguirò amici. subito anch'io, e poi anche tutti gli amici del nostro canale, mi raccomando, andate a cercarli sotto in descrizione, entrate nel loro fan club. Sì, siamo contenti così. Poi chiaramente abbiamo tanti progetti, quindi oltre a questo spettacolo che vorremmo portare in giro, facciamo progetti con la Fondazione di Sardegna, abbiamo partecipato a bandi regionali, sempre per conto di Bowtie. Adesso ci sarà una bella novità, perché partirà il nostro gruppo folk di trampolieri con gli abiti sardi originali, quindi si andrà in giro sì, con questo nuovo gruppo. Si chiameranno i Gunneddas, perché poi le nostre gonne sono particolari, le gonne dei Bowtie sono molto larghe, molto ampie, per cui insomma abbiamo diversi progetti. I ragazzi hanno partecipato a un altro bando, sempre per uno spettacolo di teatro circo, questa volta però con uno scopo ecologico, quindi fatto insieme a Lega Ambiente, per la promozione e la tutela del patrimonio nostro del mare. Quindi è uno spettacolo sulla Posidonia. È strano, un particolare, ma sarà sicuramente bellissimo, perché anche loro sono molto molto creativi. Diciamo che abbiamo all'attivo tanti spettacoli, quindi non solo questo, siamo coinvolti a 360 gradi da quello che è poi il circo, il teatro circo di strada. E questo è molto bello. Sappiate che questo che vedete qua è uno studio mobile, quindi è uno studio su un camper, e quindi è pronto per andare in strada, quindi andare in giro per le strade. Chissà che ci incontriamo con Gemma e con Paolo per qualche diretta da qualche strada. Questo sarebbe meraviglioso. Fantastico, Maurizio. Bene, quindi mi avete parlato del Teatro Udinì che è sold out, aspettiamo anche quell'altra data. Tanto chi entra nei vostri canali trova tutto, trova i vostri recapiti telefonici, le email, e seguiteli, mi raccomando. Quindi possiamo anche salutarci. Il mio è un grandissimo in bocca al lupo per il 14. Ci vediamo prestissimo e spero di conoscervi prestissimo di persona. Grazie Maurizio. Volevo chiederti se posso in particolare salutare 2 persone che me l'hanno chiesto, quindi entreranno subito a vedere questa intervista. Allora, devo salutare Maria e devo salutare assolutamente Romy, che sono le mie colleghe del cuore, perché oltre a essere artisti io faccio la maestra e quindi c'è tutto un mondo che è quello dei bimbi e delle colleghe che ci seguono. Meraviglioso, avete un viso così bello, solare, veramente meritate tanto. Congratulazioni. Grazie mille. Maurizio. Da Gemma, da Paolo e da Maurizio è tutto. Ciao, buonanotte. Ciao.